La crisi batte dovunque, soprattutto su portafogli e carrelli della spesa, ma anche su testa e serenità della gente, tanto da essere diventata lo spettro di molti italiani. C'è chi gira canale appena sente qualche servizio di economia durante il TG e chi non compra più i giornali, tanto danno solo brutte notizie. Ma volente o nolente questa crisi c'è, magari alle volte sarebbe meglio non pensarci e spendere e far girare l'economia come vuole il Cavaliere, ma non si può di certo ignorarla. L'Osservatorio economico e sociale della ricca Marca ci dice che forse il peggio è passato, anche se si prevede solo un graduale aggancio di ripresa nel 2010, con l'area euro schiacciata comunque sulla crescita zero ancora per un po' e i soliti motori dell'economia mondiale in testa, o meglio dire i soliti mostri, Cina e India, quelli che macinano soldi, uomini e ambiente. L'occupazione in ogni caso non brilla certo di luce propria. A Treviso e nel Veneto il gap salariale rispetto al resto d'Italia è piuttosto elevato. Questo significa che i nostri stipendi sono tra i più bassi del paese. Sì, c'è un gap salariale che ha queste difficoltà e noi dobbiamo anche in qualche modo sostenere e mantenere quelle professionalità che ci sono. Punto primo. Punto secondo, mettere una protezione per quanto riguarda risorse, per quanto riguarda effetti propositivi di chi ha responsabilità di governance, provincia, regione, Camera di Commercio. A questo riguardo, proprio con la provincia, qui a Treviso, stiamo mettendo in moto il progetto di matching occupazionale per rendere più diretta la domanda e l'offerta, senza ponti o senza intermediari. I flussi di iscrizione in qualità di disoccupati hanno continuato a mantenere un ritmo sostenuto nel primo trimestre 2009, aumentando del 39% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I saldi occupazionali a Treviso continuano ad essere negativi, meno 1.000 in febbraio, meno 3.000 in marzo e meno 2.000 in aprile. Anche l'analisi delle assunzioni non è incoraggiante, crollano i tempi indeterminati, ma anche i determinati arrancano non poco. Metallurgia e legno nel Trevigiano sono i settori che più degli altri sembrano pagare costi elevati.